Bene, allora possiamo dare inizio a questo dibattito, quarto di finale del torneo interuniversitario 2024-25 tra le squadre dell'Università di Udine e dell'Università di Bologna, che si sono qualificate superando i gironi, sul tema: la religione è una necessità per l'uomo? Aspettiamo un disputante di ogni squadra per leggere la promessa solenne del disputatore cortese. Allora, Prego. promessa solenne. Consapevole che su ogni cosa possono esistere punti di vista diversi, che verità e giustizia scaturiscono dal convivere civile e dal dibattito leale, che di norma non esiste una ragione che si contrappone ad un torto, ma diverse ragioni contrapposte, che è sempre preferibile discutere anche senza deliberare che deliberare senza discutere. Prometto di ricercare gli argomenti migliori a favore della mia posizione, di valutare nel contempo le obiezioni ragionevoli della controparte, di replicarle in modo fermo e pacato, individuandone i punti deboli e riconoscendone, almeno in cuor mio, i punti di forza che richiedono risposta, a fine di addivenire a una migliore comprensione delle cose e degli altri. Farò del mio meglio per convincere e nel contempo per convivere. Grazie. Va bene, allora adesso chiamiamo un rappresentante della squadra di Bologna per leggere la promessa. Guardate di vieni qua sull'elastico così sei inquadrato bene. Ah, ok. Certo. Ecco perché la titubanza. Adesso capito. Hai fatto il suicidio dall'altro. Perché? Ce l'hai qui. Vabbè, ah, ok. Non eravamo in Consapevole che su ogni cosa possono esistere punti di vista diversi, che verità e giustizia scaturiscono dal confronto civile e dal dibattito leale, che di norma non esiste una ragione che si contrappone ad un torto, ma diverse ragioni contrapposte, che è sempre preferibile discutere anche senza deliberare, che deliberare senza discutere. Prometto di impegnarmi a ricercare gli argomenti migliori a favore della mia posizione, di valutare nel contempo le obiezioni ragionevoli della controparte e di replicarli in modo fermo e pacato, individuando i punti deboli e riconoscendo, almeno in cuor mio, i punti di forza che richiedono risposta ad una migliore comprensione delle cose e degli altri. Farò del mio meglio per convincere e nel contempo convincere. Ottimo, allora possiamo dare inizio al dibattito. Aspettiamo il prologo della squadra pro, cioè Bologna. Intanto chiedo a chi è a casa se sente bene i disputanti. Ci sentite? Qualcuno da casa? Sì, ottimo, ottimo. Bene. Chiedo la parola, ovviamente. Vai. Allora, piccola informazione all'uso dei giudici e dei dibattenti. A 20 secondi dalla fine dell'intervento sentirete quasi nulla in realtà, non fa un gran rumore. Perché devi che non Poi un caro il campanello. Così? Appoggialo sulla sedia. Sentirete questa... Hai il tavolino della sedia, se vuoi. Esatto. Scusate l'inefficienza del timekeeper. Sentirete questo rumore. È in discesa. 20 secondi. Se lo giri diventa... Mai usato un tavolino della sedia? Lo scopre in questo momento. Poi è andato all'università. 20 secondi, quindi 1,40 e 2,40. 2,40 sentiamo questo, invece alla fine dell'intervento sentirete questo, ammesso che lo sentiate, spero di sì. Per quanto riguarda il dialogo socratico, per i giudici, quando suono, cioè quando finisce il tempo, può continuare a parlare la persona che risponde. E questo non influisce la statistica della tua. Scusami qui, per sicurezza, fine tempo a 2,3 o a 2,15, 3,15? Allora, Pensavo.
Cioè, Io do la fine del tempo al tempo preciso, cioè a 2 minuti e 3 minuti. Una cosa che su cui in realtà non ci siamo ancora confrontati, ma che magari potremmo fare per questioni tempistiche, è oltre i 30 secondi, oltre i 3 minuti o 2 minuti, potremmo interrompere. Sì, ma proprio pensiamo l'intervento, noi per quello. per evitare interventi di Sì. 5 minuti magari, Sì, che sì, potrebbero vabbè. essere un io farei ai 4 massimo, se uno ok. vuole perdere No, punti. allora, lascio a voi l'onere, io sono qui come una Sì, mera sì. macchina. Magari ai 4 suona di nuovo. Ai Ai, quattro? ai 3 per le fasi 2 e ai 4 per le fasi 3 suona di nuovo. Ok. Fai così tante riunioni che non possano andare. Sì, esatto. Ma spero che nessuno voglia Esatto. prendersi 5 minuti per Cominciamo. Ci siamo, perfetto. Se i giudici sono pronti per sentire l'intervento, allora possiamo procedere con il prologo della squadra. Prego. E ricordo sempre ai dibattenti di presentarsi prima dell'intervento, così che i giudici possono segnare il nome. Prego. Io sono Sofia Zazzo e oggi sosterrò il prologo della squadra pro. Dio è morto, ha detto Nietzsche, ma siamo sicuri di averlo veramente ucciso? Oppure continua ad aiutarci, discretamente, da lontano, lasciandoci nell'illusione di non essere più con noi? Dall'illuminismo in poi le società occidentali hanno cercato in tutti i modi di liberarsi dalla religione, guidati dall'idea, o forse dalla fede, che la scienza possa gradualmente erodere il dominio della spiritualità, fino a quando non rimarrà più traccia di essa e il materialismo e il determinismo potranno finalmente regnare incontrastati. C'è in particolare una certa avversione nei confronti della struttura valoriale e sociale promossa e tenuta insieme dalla religione. Ma può esistere veramente una società coesa senza una base solida come quella promossa e tenuta insieme da una fede condivisa? Oggi siamo chiamati a riflettere sulla mozione «La religione è una necessità per l'uomo». Ma prima di farlo definiamo i termini. Intendiamo con religione un insieme di credenze, riti e sentimenti che legano un individuo o un gruppo umano a ciò che esso ritiene sacro. Con necessità, ciò che non può essere altrimenti da com'è. E con uomo, l'umanità nella sua collettività. Per mezzo della ragione, ma guidati da un pizzico di fede, oggi ci poniamo a favore della mozione. Nella prima argomentazione, Luca sosterrà che la religione è necessaria per la sopravvivenza dell'uomo. Giancarlo poi ci spiegherà come essa sia all'origine dell'esistenza delle società. Dio è morto, ha detto Nietzsche. Ma ora Nietzsche è morto, mentre Dio è vivo e vegeto. Uomo e religione sono sempre coesistiti e sempre coesisteranno. Allora sembra lecito chiedersi, ma se davvero Dio morisse, non moriremo anche noi per lui? Per i giudici 1 minuto e 57. Grazie Sofia. Aspettiamo il prologo della squadra contro. Quando i giudici ci danno nuovi incendi, possiamo partire. Quando vuoi. Sono Alice Rocco e mi occupo del prologo della squadra contro. Ci troviamo oggi a dibattere su un tema dalla spiccata delicatezza, stabilire se la religione sia o meno una necessità per l'uomo. Religione, come hanno ben ricordato per i vocabolari treccani, è un complesso di credenze, sentimenti, riti, dogmi, precetti che legano un individuo a un gruppo umano con ciò che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità. È ciò che è necessario, qualcosa di inderogabile, imprescrittibile, inevitabile. Beh, è proprio da questa seconda definizione che secondo noi dipendono in gran parte le sorti di questo dibattito. Che cosa riteniamo veramente necessario?
Ce lo spiegherà meglio Giulia nella prima argomentazione, soffermandosi sull'aspetto più funzionale della religione, adducendo dei dati illuminanti sul mutamento del suo ruolo. Sama poi nella seconda argomentazione spiegherà che la religione nel suo aspetto più sostanziale non è che uno dei tanti modi con cui l'uomo cerca e sceglie soprattutto di soddisfare le proprie necessità. Vi chiedo ora di compiere uno sforzo immaginativo. Ci troviamo incoscienti, in un giardino rigoglioso, con un albero dai molti frutti. Il nostro creatore ci proibisce con forza di assaggiarli, ma noi siamo così tentati che ci avviciniamo all'albero, ci spingiamo sulle punte dei piedi, cogliamo il frutto e lo mordiamo. Il sapore è il più buono che abbiamo mai provato nella nostra breve e inconsapevole vita, risveglia in noi una coscienza così sconosciuta e remota, che ci rende consapevoli di noi stessi e di ciò che ci circonda. Ma il nostro creatore ci punisce con forza, condannando l'intera umanità alla sofferenza. Beh, ci medesimiamo proprio in questo racconto oggi perché crediamo che l'uomo moderno avrebbe compiuto le stesse identiche scelte di Adamo ed Eva. Questo racconto oggi, parliamo in presente perché ve lo ricordiamo da subito, questo è il tempo verbale della nostra nazione, può fungere da chiave di lettura sul comprendere perché le religioni tout court non siano percepite né percepibili come una reale necessità per l'uomo. È evidente, no? Di fronte all'alternativa tra la ricerca della propria verità e la fede cieca, la religione impone di dimenticare la prima e abbracciare la seconda. Gentili giudici, spettatori, grazie. I 2 minuti in punto. Perfetto, ringraziamo per questo secondo prologo e a questo punto ci avviamo alla fase delle argomentazioni in cui le squadre porteranno appunto i loro argomenti forti sulle rispettive posizioni, partendo sempre dalla squadra pro. Quindi chiamiamo il dibattente o la dibattente che sosterrà la prima argomentazione della squadra pro. Può accomodare sempre al solito posto. Per ora mi sembra che stiamo partendo molto bene. Sono finito anche di un'arma, di un oggetto contundente che speriamo non voglia scagliare contro i giudici né contro i presentatori. Va bene, quando poi i giudici a proposito sono pronti. Mio nome è Luca Sorano. Luca. Io un secondo. Sì, no, ma i giudici si prendano pure tutto il tempo di cui hanno bisogno, anche perché è un giudizio importante, questo appunto che determinerà il passaggio di turno, quindi penso che anche i dibattenti abbiano tutto l'interesse che i giudici ponderino bene le loro scelte e i loro punteggi. Esatto. Quindi non abbiamo fretta. Nel frattempo chiedo a tutti i presenti in sala se sentono bene i dibattenti o se c'è bisogno che utilizziamo i microfoni per farli sentire tutto a posto. Ok, perfetto. Ok, io ci sono. Ci siamo? Allora prego, vai Luca. Levitico 11, capitoli versetti 39 e 40. Se muore un animale di cui vi potete cibare, colui che ne toccherà il cadavere sarà immondo fino alla sera. Colui che mangerà di quel cadavere si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Anche colui che trasporterà quel cadavere si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Contestualizziamo un attimo. Intanto questo è uno dei tanti precetti igienici che sono presenti nella Bibbia e che il popolo di Israele seguiva. Inoltre, essere immondo oppure impuro, come viene utilizzato in altre traduzioni, voleva dire dover evitare qualunque contatto umano ed essere toccati da qualcuno impuro rendeva a sua volta impuri. A questo punto sorge spontanea una domanda. Com'è possibile che gli ebrei seguissero dei precetti igienici che si basano su conoscenze che verranno ottenute solo 3.000 anni dopo, come per esempio il funzionamento delle epidemie o l'esistenza dei batteri? Mettiamo da parte la domanda per un attimo e parliamo di meme. La parola meme, coniata dallo scienziato inglese Richard Dawkins nel suo saggio The Selfish Gene, si riferisce a un'unità culturale, quindi un'idea, un comportamento, un modo di fare, che può essere trasmesso per imitazione tra gli esseri umani, che muta e che influenza la probabilità di sopravvivenza del singolo e quindi pertanto è soggetto a selezione naturale. Il meme, infatti, vuole essere il corrispettivo culturale di ciò che il gene è per la biologia. E quindi capiamo subito che i meme sono fondamentali per l'umanità
in quanto permettono l'emergere di quelli che sono i comportamenti positivi e necessari alla sopravvivenza della comunità. Diventa quindi chiaro com'è che, nell'esempio che ho fatto, gli ebrei seguissero già questi precetti. E per fare un ulteriore esempio, la ritualità del lavarsi le mani, che è così fondamentale alla sopravvivenza di una società, non è tipica solo dell'ebraismo, ma è presente anche in religioni completamente separate, quali l'induismo o addirittura lo shintoismo in Giappone. In che modo quindi la società influenza le probabilità di sopravvivenza? Beh, per esempio in questo modo, permettendo di avere comportamenti che si basano su conoscenze che non abbiamo, oppure portando l'individuo a fare scelte che altrimenti non farebbe, che aiutano la società a scapito dell'individuo. Arrivando alla conclusione, possiamo quindi essere certi che effettivamente sì, la religione è necessaria all'uomo, perché la religione è un uomo. Grazie Luca. Beh, già avevo unito in 3 minuti religione, meme, shintoismo. Sembra come quando ti dicono dammi 3 parole, sono le Aspettiamo chi farà il dialogo socratico della squadra. Sai già che devi aspettare il soldo per lo sblocco. Ne hai fatto un paio di dibattiti, ti ho già visto da qualche parte. Argomentatore, tra l'altro già medaglia d'argento di questo torneo. È confuso, forse l'ha persa. No, di questo torneo di un'altra edizione, credo. Però uno spoiler. Già medaglia d'argento, già conquistata. Infatti magari c'è fuori. Sei riuscito a fare entrambi visibili. Intanto Luca è già maglione d'argento di questo torneo. Giudici, siamo pronti? Sì. Ottimo. Allora, quando volete potete cominciare. Bene, come nella tua prima argomentazione ci hai spiegato che cos'è il meme, che cos'è, quindi per quale motivo la religione dovrebbe essere necessaria, però hai parlato sempre con un'eccezione passata, lontana dal giorno d'oggi. Oggi non pensi si possa sentire la necessità di lavarsi le mani e decidere di farlo perché è una necessità concreta e non indotta da una divinità superiore. Quando ho spiegato cosa sono i meme, non ho assolutamente utilizzato il passato. Ho descritto cosa sono adesso e come funzionano adesso. Io sono partito dall'esempio più antico che sono riuscito a trovare, perché l'ho trovato particolarmente lampante. Però, riflettici, quello si basa su conoscenze che gli ebrei 3000 anni fa non avevano. Ora, a meno che noi non abbiamo la presunzione di conoscere tutto, vuol dire che ci sono cose che anche noi non conosciamo, quindi ci sono dei comportamenti, come quello lì, di cui scopriremo il significato solo in futuro. Inoltre ho citato anche un altro tipo di esempi, cioè quei comportamenti che servono alla società a scapito del singolo, come il porgere l'altra guancia, che diciamo, sai, non c'è bisogno che ci... No, è giustissimo. L'unica cosa è che non riesco a trovare ancora una connessione tra ciò che tu hai detto e una necessità fondante, concreta, di portare a termine un qualcosa, nel senso che porgere l'altra guancia è un comportamento corretto, ma non per forza obbligato a tutti, non trovi? Cioè, riuscire a dare una direzione non vuol dire dare una direzione. Proprio quello è il punto. Di base non c'è alcun motivo per porgere l'altra guancia se qualcuno ti fa un torto. Eppure, una società dove a ogni torto corrisponde una vendetta è una società che non è detto riesca a stare in piedi. Lo scopo della religione è esattamente quello di portare gli esseri umani ad avere comportamenti altrimenti non necessari che permettono alla società di sopravvivere. Quindi una vera società per te sono tutte quelle società in cui una volta causato un torto ci si passa sopra, ci si stringe la mano e si va avanti amici come prima, se non è comprensibile una punizione, una vendetta. No, questo comportamento è un comportamento conveniente alla società.
Poi la società è composta di Conveniente in base a che cosa? conveniente al fatto che se mi fa un tolto e poi io ti uccido, e allora tuo fratello uccide me, e allora il mio cugino uccide qualcun altro, alla fine siamo tutti morti e la società non c'è più. Cosa? Perfetto, ottimo. Quindi è un'organizzazione sociale che in teoria non dovrebbe necessitare di dogmi o regole imposte a prescindere, ma basato sulla logicità delle cose, non su dei meni. Eppure questa logicità sfugge all'individuo comune, perché tu dai per il singolo che subisce un torto non si mette a riflettere, sì, ma nel lungo periodo il mio vendicarmi allora potrebbe portare alla fine della società, perché altrimenti poi si causa un effetto a catena. Il singolo non riflette su questo ed è per questo che la religione deve intervenire, modificando il comportamento dell'individuo in questa. Chiederemo solo di dire il nome. Nicola Spilli. L'ultima domanda, 2,57, 2,58. Direi che già il primo dialogo socratico insomma, ha iniziato a far vedere un po' il bello anche di questo tipo di intervento così dialettico e dialogico, sperabilmente, per cui a questo punto possiamo avviarci alla seconda, anzi alla prima argomentazione della squadra contro, quindi alla seconda argomentazione che sentiremo, ma la prima da parte di chi sostiene appunto le ragioni contro questa mozione, per cui vedo che già la dibattente si è appropinquata. Sì, assolutamente. Là se riesci a far entrare chi c'è in sala da fuori. Sì. No. No, oddio, ho fatto un pelino. Ah no, vabbè. Sorry. Scusate, prima c'è più un taglio. Lo più bene. Va bene? Sì. Ah, Fate ok. di scena. La slide, devo dire, è la prima volta che vedo in un dibattito l'utilizzo della slide, comunque della diapositiva. Sì, ma cioè, appunto come la Bibbia penso sia equivalente. No? La piramide di Mars. Esatto. La Sacra Bibbia e la piramide di Massa. Benissimo, i giudici sono pronti? Nome? Gerussi Giulia. Cognome, scusa? Gerussi. Gerussi. Sì, ci siamo. I giudici ci sono? Sì. Perfetto, allora. Ok. Buongiorno a tutti, sono Gerussi Giulia, prima argomentatrice della squadra contro. Quella che vi sto mostrando è la piramide di Maslow. Lo psicologo Abraham Maslow rappresenta così le necessità umane. I 4 gradini inferiori possono essere raggruppati come necessità psicologiche di base, mentre il livello superiore è denominato autorealizzazione. Superare gli stradini inferiori è condizio sine qua non per passare a quelli più alti. Cerchiamo dunque la religione. Proviamo al massimo dei valori ad esse riconducibili, ma mai la religione in sé per sé. Interrogandoci sul ruolo che la religione ha avuto nella storia dell'uomo, notiamo che essa è da sempre un instrumentum regni, citando Tacito e Machiavelli, utilizzata dal potere come strumento di controllo, utile a realizzare una forte coesione civile, con l'effetto poi di limitare le libertà dell'uomo. Si presentava infatti come la via più facile per governare i popoli. Attualmente però la religione trova poco spazio in un mondo globalizzato e disciplinato dal diritto internazionale, che tutela le libertà, tra cui quella di culto. Ricordiamo che attualmente solo 8 stati nel mondo non sono laici e secondo i dati del Pew Research Center e della Banca Mondiale, questi stati sono destinati a diminuire di numero futuro grazie all'aumento dell'alfabetizzazione e della modernizzazione. Quei principi morali e valoriali, per il giusto naturalismo sono innati nell'uomo e che la religione ha fatto propri per lungo tempo, ora riacquisiscono la propria indipendenza. Oggi quei valori sono contenuti nelle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo e riconosciuti da moltissime civiltà come diritti civili e umani inalienabili. L'esistenza quindi di un'organizzazione politica e giuridica indipendente dalla religione dimostra che non solo un singolo uomo può fare a meno della religione per vivere, ma uno stesso insieme di uomini non necessita della religione per funzionare. Insomma, la religione non trova proprio spazio in questa scala di necessità da cui siamo partiti. Stando all'indagine multiscopo Istat, la pratica religiosa in Italia è diminuita dal 2001 al 2022, è passata dal 36,4 al 18,8%. Visualizzando quindi la religione nel tempo, potremmo affermare che il numero di fedeli stia vertiginosamente calando. E questo però lo conferma proprio la nostra posizione.
Una necessità è costante nel tempo perché non subisce e non subirà mai variazioni. Non c'è stato un momento nella vita dell'uomo in cui egli abbia smesso di aver bisogno di bere o di sentirsi al sicuro. Quindi vi chiediamo, è davvero una necessità qualcosa di cui potremmo fare a meno per una vita? I dati non ci stanno forse dimostrando che ci stiamo accorgendo del ruolo marginale della religione nella vita dell'uomo. In conclusione, da comunità elementari, bisognose di ordine e ordini impartiti dall'alto, siamo ora individui pensanti dalle menti critiche. Ci stiamo accorgendo, i dati lo dimostrano, che vogliamo superare la funzione organizzativa e sociale imposta dalla religione in passato. Ora, quei principi morali e valoriali che la religione faceva propri sono contenuti in ordinamenti civili. Vorrei quindi lasciarvi con una citazione di Norberto Bobbio, filosofo e giurista del XX secolo. L'epoca dei diritti è l'epoca della laicizzazione del diritto stesso. Non è più la volontà divina, ma la volontà razionale dell'uomo a dettare le regole della convivenza. Grazie. 3 minuti e 3 secondi. Perfetto. Volevo lasciare la piramide di Maslow e quindi non ho più La controllato. piramide di Maslow ha battuto la telecamera. Beh, dai, andrà bene. Sì, può andare bene. Grazie Giulia. Devo dire per ora a me questo dibattito sta piacendo molto. Aspettiamo il Socrate della squadra di Bologna. Sempre l'ansia. Sì. Capito. Capiterà prima o poi. Capitolo. Peccato che non sia qua davanti alla camera. Sì. Giudice, nome? Arianna Cessoni. Grazie. Arianna, quando vuoi. Allora, vorrei iniziare con questa domanda. Allora, sei consapevole che la piramide di Maslow è altamente criticata perché implica che chiunque non abbia autonomia fisiologica sia incapace di ottenere quei bisogni superiori quali felicità, per esempio? Sì. Che cosa hai da dire al riguardo? Che proprio la presenza di svariate teorie al riguardo sulla necessità e dove proprio non troviamo in nessuna di queste teorie la religione, dimostra che la religione non è necessaria, perché nessuna di queste teorie si sognerebbe mai di contestare il fatto che bere, sentirsi al sicuro, sia una vera necessità per l'uomo. Ok, passiamo all'altro. Allora, ti chiedo, ritieni che l'Italia o che l'Europa in generale sia regolata da valori non cattolici? Sì, Per quali motivi? perché l'ordinamento europeo è un ordinamento laico. Ok, va bene. Però, secondo te la religione non ha un effetto duraturo nel tempo? Un aspetto culturale come la religione che ha fondato la morale, per esempio, dei nostri genitori, dei nostri nonni e dei loro avi, non ha delle conseguenze durature nel tempo anche in termini di educazione, per esempio? Ma secondo te, senza la religione non avremmo avuto la moralità? C'è uno studio dell'Università di Yale, secondo il quale uno psicologo, Paul Bloom, dimostra che i bambini da 6 a 10 mesi dimostrano già di essere moralmente consapevoli. Ok, però poi l'elemento che entra si potrebbe dire che sia quello delle relazioni con gli altri. Non diresti che le persone tendenzialmente hanno bisogno delle regole che mettono dei limiti nelle relazioni con gli altri, oppure no? Ovviamente, per questo abbiamo gli ordinamenti civili attualmente. Ok, e prima degli ordinamenti civili che cosa c'era? C'era chiaramente la religione che, come ho citato nell'argomentazione, era utilizzata anche come strumento di controllo. Ti vorrei menzionare, ti farei l'esempio della Corea del Nord. Diciamo, la religione si può costruire su tante basi e può essere sicuramente sfruttata dal potere, però il punto è che il potere, quando vuole essere maligno, sfrutta qualsiasi mezzo necessario e distorce qualunque mezzo. Per esempio, i mezzi di comunicazione non sono male in sé, ma ben possono essere utilizzati in modo positivo e in modo negativo. Credi che semplicemente perché la religione ne fa uso, lo Stato ne fa uso in modo sbagliato della religione, questo sia una condanna morale alla religione stessa? Attualmente stati, ad esempio l'Iran, utilizzano principi religiosi per legittimare le pene di morte. Quindi Di conseguenza, e il problema è del potere o della religione? del potere che utilizza la religione come strumento. E se poi non è una necessità, è uno strumento. Ti vorrei dire, secondo te la religione è uno strumento anche per condividere dei sistemi valoriali che sono fondamentali per l'esistenza di una società? Strumento, ma non necessità.
A questo punto io procederei speditamente perché sono molto curioso di vedere che cos'altro verrà fuori. E, appunto, confermo l'impressione che ha avuto Gianna e che veramente si sta rivelando un dibattito molto stimolante, ricco di spunti. Quindi passerei subito alla seconda argomentazione della squadra pro. Poi il relatore si può avvicinare. Qua. In attesa sempre dei giudici. Andiamo un attimo. Nome? Sì, mi presento, sono Giancarlo Reatti. Ci siamo? Sì, possiamo andare? Pensaci, prego. Sfogliando un giornale si possono leggere delle notizie interessanti. E le persone sono andate a votare. Altre persone stanno pregando per la salute di Papa Francesco. Altre persone ancora si stanno recando magari ad uno stadio per supportare la propria squadra del cuore. Che cosa hanno in comune questi fatti? Hanno in comune il fatto di guardare gli sforzi di persone che cooperano per un obiettivo comune. La cooperazione è indispensabile per l'uomo, perché è ciò che ci permette di elaborare sogni e progetti comuni, è ciò che ci permette di andare avanti, è ciò che ci permette di non piombare in uno stato di natura opziana. Tuttavia, cooperare non è facile. Le persone che cooperano sono come pattinatori che scivolano su una sottile lastra di ghiaccio. Che cosa ci permette di non fare un brutto bagno freddo? La risposta viene dagli stessi esempi che ho proposto. La risposta sta in un sistema di convinzioni e riti comuni che attengono alla sfera del sacro, cioè la religione. Una religione democratica, la religione cattolica, una religione calcistica. Ora, e quindi la religione ciò che permette di cooperare le persone, e la religione ciò che sostiene la lastra di ghiaccio sulla quale si trovano i pattinatori. La tesi secondo cui la religione contribuisce alla formazione della cooperazione della società non è nuova. Già autori come Durkheim e Freud avevano spesso questa tesi agli inizi del Novecento. Tuttavia ci sono ulteriori indicazioni sia teoriche che scientifiche al riguardo. Da un punto di vista teorico, noi possiamo argomentare che la religione diciamo, trasmette gli elementi indispensabili per la cooperazione, elementi come una fiducia verso gli altri, come la disponibilità a sacrificarsi, o ancora elementi come l'altruismo. E in tal senso credo che sia emblematico il caso della religione democratica che ha animato i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Solamente una religione democratica poteva permettere a tante persone di sacrificarsi, di anteporre l'interesse della democrazia al proprio interesse. Solo una religione democratica poteva far decidere a un partigiano chiamato Battistino di morire per la patria, per la democrazia, e di dire ai propri cari di essere felice di morire per l'idea. Ancora, ci sono delle evidenze empiriche a supporto della nostra tesi. Per esempio, è stato osservato che coloro che credevano nelle principali religioni del mondo mostravano un maggiore altruismo e una maggiore disponibilità a cooperare. Insomma, la religione è fondamentale per la cooperazione. E senza cooperazione, cosa ne sarà di noi? Un bagno freddo. Grazie. Grazie Giancarlo. Bello che continuino ad aggiungere sfumature, immagini. Intanto aspettiamo il Socrate della squadra di Udine. Quanto ha fatto di più? 3 minuti per vedere che si riconferma Socrate. Esatto. Potete traslare di 10 centimetri? No, adesso è più Giancarlo. Ok, perfetto. È un po' contro luce, forse c'è un
come se ci fosse un bagliore, è la luce di Dio. No, sì, esatto. Il bagliore ci illumina. Questo lo sta tenendo delle dita, ma il momento in cui entra il fascio di luce. Ci posso Certo. arrivare È un anche... testimone, Dio. È la conclusione castica. Sì. Dimostrazione empirica dell'esistenza di Cristo. Se l'Epilogante di Bologna viene colpito da un fascio di luce e accecato sul momento, direi che gli diamo la vittoria a tavolino. E se quel fascio di luce si chiama Fulmine? Allora Qua cambia, Io darei comunque il massimo alle misure classiche. Se uno viene sì, se viene fulminato è 6. Dobbiamo aggiungere una clausola fortuna. Non peggio in più. Ok, i giudici sono pronti? Arrivo, secondi. Dai, sto scrivendo un libro. Sì, stavo per dire. No. Quando volete? Tu hai parlato di tolerazione e religione insieme, corretto? Sì. La tua squadra ha definito religione all'inizio. Sì. Potresti ridire la definizione? Sì, certamente, come ho anche precisato all'interno della mia argomentazione, la religione è un sistema di riti, di credenze, di sentimenti comuni che attengono alla sfera del sacro. Ed è in questo senso che, per esempio, io ho proposto gli esempi iniziali, ad esempio. Quindi all'interno della religione è presupposto che ci sia un dogma, un insegnamento divino. Non userei il termine divino, utilizzerei piuttosto il termine sacro. Cosa significa sacro? Sacro significa qualcosa che noi riteniamo importante che non sia offesa. Se pensiamo all'esempio che ho proposto della religione democratica, è sacra la democrazia. Se qualcuno offende la democrazia, sentiamo che sta profanando la democrazia. Esattamente. Nel momento in cui noi abbiamo un'organizzazione di tifosi di calcio, il sacro dov'è? Perché riteniamo che ci sia non ci sia, anzi, secondo lei, una distinzione fra ciò che è un'organizzazione e ciò che è una religione. Eppure il nostro codice civile li differenzia. Adesso io presenterò gli elementi che mi fanno ritenere che diciamo, la fede sportiva possa essere definita una religione. Innanzitutto ci sono delle credenze comuni. Ad esempio, si crede nella bontà del fatto che la tua squadra vinca. Ancora, ci sono dei veri e propri riti comuni, per esempio il rito di fare la ola, non so, la squadra che ha vinto, e ancora c'è questa idea del sacro, cioè l'idea secondo cui ci sono determinate cose che non è bello che siano offese. Quindi è corretto che nella sua idea del sacro è consentito che un'altra squadra meni la squadra avversaria una volta finita la partita, perché se è sacro questa organizzazione deve esserla fino in fondo, non può essere in pace, non trova? Ma io non credo che questa sia, diciamo, una inferenza lecita, nel senso che, diciamo, le religioni stabiliscono una serie di principi su qualcosa che noi riteniamo importante, no? E non credo che possa, diciamo... Quindi, per lei, la religione cristiana è una religione, giusto? La religione cristiana è una religione. E c'è la religione sportiva, corretto? Quella La del religione calcio. sportiva è quella Quella del del calcio. definito. E nella religione cristiana non possiamo offendere in alcun modo Dio o provocare delle situazioni critiche, arrivare a guerre per religione, invece in quella del calcio questa cosa è lecita, è possibile. No, un secondo. C'è una contraddizione tra No, le due religioni. La cosa che intendo dire è che la religione è ciò che permette una cooperazione tra individui. E perché non si può chiamare organizzazione? Non si può chiamare organizzazione perché è qualcosa di più. Ci sono dei sentimenti, c'è un'idea del sacro, ci sono diritti. Pensa per esempio alla democrazia. In una democrazia noi siamo animati dal sentimento democratico ed è questa la cosa che ha fatto sacrificare i partigiani. Non è che una persona sacrifica perché c'è un'organizzazione, una persona sacrifica perché c'è una religione. Ed è questo che permette la cooperazione, è questo che permette di non sprofondare nel caos più totale, in uno stato di natura lussiano, come vi ho detto nella documentazione. Quindi è vero, in alcuni casi la cooperazione potrebbe portare a esiti che si potrebbe ritenere non del tutto soddisfacenti, ma è altresì vero che l'alternativa è il caos, il nulla, l'assenza di cooperazione. Ringraziamo il discutente anche per questo dialogo socratico molto stimolante e acceso, pieno di confronto.
E Tempo era buono, 3 minuti e 1. perfetto. E nel frattempo, mentre i giudici chiaramente si prendono giustamente il loro tempo per decidere, possiamo passare alla seconda argomentazione della squadra contro, che intanto invito ad avvicinarsi, a mettere anche te. No, no, non disturbo perché sennò si copre la telecamera. No, però, sì, però adesso ce ne siamo accorti, quindi non dovremmo riuscire a non essere degli interventi. Se riesco a rimetterla dritta bene. Era un equilibrio precarissimo. Sì, però purtroppo sì, un po' dei problemi. E poi comunque, no, mi dicevo metterlo un pochino più... Mi chiamo Sama Kamasebi. Questo puoi fare qualcosa? Sama Così Kamasebi. forse se magari, sì, se magari Fai 2 passi indietro. dietro, No, cioè... verso di là. Adesso Faccio il timer qua. Perfetto, dai. Così dovrebbe andare. Va bene? Sì. Se riesci a vedere Vedi il timer? Sì, sì. Inizio. I giudici si sono pronti? Buongiorno a tutti, sono Sama Kamasebi, la seconda argomentatrice della squadra contro. Noi sosteniamo che la religione non sia una necessità assoluta, ma uno dei tanti strumenti utilizzati dall'uomo per rispondere alle proprie necessità. L'essere umano ha sempre cercato risposta attraverso l'osservazione, sia interiore che esteriore. Lucrezio nel Verum Natura spiega come l'uomo primitivo si servisse della religione per spiegare fenomeni come fulmini e terremoti. Possiamo dire che la religione inizialmente era stato l'unica e prima lente tra l'occhio umano, tra l'occhio dell'essere umano e il mondo esterno, ma comunque con il passare del tempo l'uomo ha trovato altri mezzi, ha scelto altri mezzi per rispondere a queste necessità. E abbiamo il metodo scientifico. Il metodo scientifico si basa sulle osservazioni empiriche e non si limita solo su teorizzare, ma anche a verificarle. E proprio a questo proposito possiamo dire, man mano che si va avanti, l'uomo decide di trovare nuovi strumenti, scegliere nuovi strumenti per affrontare la realtà, ma allo stesso tempo anche le risposte cambiano. Possiamo dire che effettivamente un altro importante strumento che dimostra questo fenomeno sociale è la psicologia. Freud, nell'avvenire di un'illusione, spiega come la religione è un prodotto della mente umana, nata per gestire paure e insicurezze. Con la psicoanalisi l'uomo inizia a affrontare il bisogno di autorealizzazione, un percorso di esplorazione interiore, non proiettandosi verso una divinità esterna, ma iniziando un percorso di riconoscimento più interiore, basandosi anche proprio su lui stesso. Possiamo dire che proprio il fatto che le modalità che l'uomo affronta e cerca di rispondere alle proprie risposte vanno in pari passo con le condizioni culturali, economiche e sociali, non dimostra che l'uomo non è legato a un'unica forma di risposta, a un'unica forma di strumento, ma proprio riesce a sviluppare e a cambiare proiettando anche il periodo storico, la società e l'uomo stesso. E proprio questo cambiamento dimostra dimostra il cambiamento dell'uomo e della società stessa. Poi Bach a proposito afferma che il Dio che crea l'uomo e non il contrario, e come tutte le altre creazioni dell'uomo può farne a meno. L'uomo ha creato la religione come tutti gli altri strumenti che ho nominato, la psicologia e la scienza, ma posso anche parlare dell'arte e tutte le loro forme. E può farne a meno. Concludo ricordandovi che adesso, oggi, la religione non è scomparsa, ma una libera scelta. E proprio l'immagine che vogliamo delineare è una serratura che può essere aperta da molte chiavi. La religione è una di queste, ma altrettanto a molte altre sorelle conducono alle diverse stanze. E proprio ci piacerebbe pensare di poter entrare e uscire senza essere vincolati o incatenati, ma liberi di varcare qualunque soglia. Grazie. Grazie Saba. Aspettiamo il Socrate della squadra di Bologna per quello che sarà l'ultimo intervento della prima parte del dibattito, prima di passare a una pausa in cui le squadre riorganizzeranno le idee. In vista poi di replica, difesa ed epilogo. Chiaro? Se puoi fare mezzo passo di qua. Sì, così. Ottimo. Vedono anche da casa.
I giudici attendiamo un ok. Ci siamo? Giudici Sì. pronti? Ci siamo. Tutti e tre? Qua, aspetta. No, io chiedevo solo per non far partire Ganzi perché No, capisco bene. ecco, hai tempo perché è caduta la telecamera. Ecco, quindi La provvidenza ti ha aiutato. Non necessità. certo che qui è veramente precario tutto. Non c'è un'altra soluzione stabile. Tieni tu, Leo, muovila un po'. Prima di iniziare, come ti chiami? Chiara Anastasia. Stai peggiorando Sì, lo so. Ma non c'è modo per metterci. Ok, Vabbè, precarissimo però. va bene, va bene. Scrivaniamo. Sì, bravissimo. Giù le mani, non toccate quella scrivania. Scrivania. Quando volete? I giudici ci sono adesso. Ci sono tutti? Prego. Sì, partiamo. Fammi partire. Vabbè. Ciao di nuovo. In quale parte della tua argomentazione dimostri che la religione non sia necessaria? Ovviamente dimostrare che la religione non ha una necessità e che le necessità sono costanti, ma è uno strumento creato dall'uomo per soddisfare le proprie necessità più importanti. Siamo d'accordo che sia uno strumento, sono d'accordo con te, ma il fatto che la religione sia uno strumento implica che non sia necessario. Sì, perché altrettanto esistono altri strumenti che l'uomo in corso della storia è riuscito a sostituire e usare altrettanto, e adesso noi pensiamo trasformati in una libertà di scelta, che in fatto in corso della storia sono cambiati e sono venuti fuori diversi strumenti di controllo delle necessità. Perché noi Ma non puoi dimostrare perché la scienza abbia sostituito i bisogni. praticamente possiamo dire nel mondo che noi adesso viviamo, uno può aderire alla scienza, un'altra persona può aderire alla religione. Quindi noi siamo arrivati a un momento dove esistono diversi tipi di strumenti e la libertà di scelta. Però siamo proprio. Scusa, ti interrompo, nel punto iniziale torniamo. Sono strumenti, ma la religione è uno strumento, ma implica che non sia necessaria. Mi puoi dimostrare quando è che dimostri nella tua argomentazione che la religione non sia necessaria? Parlando proprio dei strumenti alternativi che in corso della storia, come la psicologia e le scienze, riflettendo anche il periodo storico e anche i cambiamenti dell'uomo, sono riusciti a sostituire e a rispondere alle domande In che modo? che la regione non poteva Le domande non rispondere. finiranno mai. In che modo sono riusciti a rispondere alle domande alle quali la religione non poteva rispondere? Per esempio, possiamo dire come nasce la psicologia e la psicoanalisi. Attraverso la psicologia e la psicoanalisi l'uomo riesce a rispondere a tutte le domande interiori che non poteva comprendere, non poteva Degli esempi, sapere. devi portare degli esempi, per favore, a riguardo. Praticamente possiamo parlare anche della teoria della coscienza di Freud, del fatto che divide l'uomo e la sua coscienza in diverse parti e spiega da dove nasce proprio. Ma io ti ripeto, questo, come dire, è il tuo antecedente. Quale sarebbe il conseguente? Che la religione non è necessaria perché ora abbiamo la psicologia, la psicanalisi. Per esempio i fenomeni che come terremoto oppure fulmini che erano proprio incoscienti, che si vedeva come anche afferma Lucrezio, che inizialmente erano visti come la rabbia divina, la rabbia in una creatura invisibile, però adesso sono giustificati attraverso la scienza, adesso si sa il significato Però e il motivo. va bene, ma attenzione, il fatto che ora si sappiano determinate cose non implica che quello che è stato non dovrebbe più essere. Mi riferisco alla religione, No, ma perché questo sarebbe partire dal presupposto che noi sappiamo tutto oggi. no, noi non sappiamo tutti, ma il fatto che poi l'uomo cerca di rispondere a fare domande e trovare nuovi strumenti per rispondere a proprie domande dimostra l'evoluzione dell'uomo, l'evoluzione della sua mente, anche l'evoluzione della società stessa. E proprio per questo motivo la religione è uno strumento utilizzato dall'uomo nell'antichità. È uno strumento non necessario per voi. Mi spieghi quando è che diventa, perché non necessario? Non è necessario perché noi non possiamo discutere sul fatto perché un uomo quanti giorni non può non mangiare, non può alimentarsi, oppure per quanti minuti non può respirare, ma una persona può vivere senza religione per tutto il suo mondo. È proprio in società che viviamo noi, in società moderna, esiste questa libertà di scelta dove l'uomo può scegliere di non avere una religione. Quindi la modernità è giusta. Sì, la modernità ha dato la possibilità all'uomo di riflettere e di scegliere tra diverse cose, conoscendo le risposte anche. Quindi oggi tutti viviamo in un mondo giusto e laico. No, noi non stiamo parlando del fatto che la religione è morale oppure non morale, ma stiamo dicendo che è una libertà di scelta. Vabbè, va bene così, grazie.
Benissimo, quindi con questo ultimo intervento abbiamo terminato, appunto, come ti dicevo prima, la prima fase del dibattito. Facciamo 10 minuti. Per cui a questo punto vi sarà un momento di pausa, come i dibattenti sanno bene, in cui potranno confrontarsi fra di loro per preparare la seconda parte del dibattito. Specifico per i dibattenti, facciamo 10 minuti di pausa. 10 minuti di pausa. 10 minuti di pausa. Vi potete, ragazzi, scusate un attimo, devo darle le indicazioni ai dibattenti. Vi potete ovviamente ritirare in luoghi separati così che non vi possiate origliare a vicenda. Non conosco bene il luogo, quindi non so dove possano. Allora, o potremmo fare una squadra qui in fondo e una fuori in atrio, oppure se volete anche andare giù in giardino, respirate un po' d'aria. Io fossi voi andrei giù in giardino, scendete le scale, girate a destra. Sì, ci ritroviamo ai 41. Il pubblico da casa, avete 10 minuti di pausa. Anche loro, esatto. Magari spegniamo il microfono. Sì. Dobbiamo anche ammettere. Pubblico da casa, siamo tornati. Siamo pronti alla seconda Eccoci parte del qua. dibattito. Per cui iniziamo subito con la replica della squadra pro. Prego. Gli giudici dovrebbero essere pronti. Quindi do a presentarsi e tenere la replica. Buonasera, sono Michela Saviani, e farò la replica. Per la racconto. Nella vostra definizione ci date l'Africani per definire religione in modo funzionale al nostro, come seme di credenze, sentimenti e riti che legano al sacro. E affermate che questo vuol dire che la religione dogmaticamente ci impedisca di ricercare una verità, che ci accetti. Secondo noi la religione non deve per forza avere verità, quindi può essere sempre accettata con condizioni di causa. E passando alla vostra prima argomentazione, la slide sulla piramide di Maslow è stata criticata dal nostro argomentatore e voi ci avete detto che nonostante le critiche ci sono altri esempi di piramidi, di teorie del genere che comunque non citano una religione. Quali sono questi punti? Quali sono questi esempi? Noi non abbiamo sentito nessuno. Sempre nella vostra prima argomentazione affermate che il diritto internazionale oggigiorno ormai riesce a staccare il giusnaturalismo dalle sue radici religiose per renderlo ormai ateo, laico. Ma il giusnaturalismo, principalmente quello europeo, che è quello che avete citato, si basa su una lunga tradizione di cultura cattolica o cristiana in generale, per i paesi più protestanti, no? Come il diritto al rispetto della religione, della professione di culto, eccetera. E anzi, Rousseau stesso, uno dei grandissimi studiosi del giusnaturalismo, afferma che le leggi si inseriscono e vengono influenzate dal contesto storico, culturale e religioso del posto in cui vengono sviluppate. Passiamo ora alla vostra seconda argomentazione. In pratica avete fatto vostra quello che è detta la teoria dell'oblio dei vuoti, dicendo che la religione è solo un mero strumento che ormai viene sostituito dalla scienza. Ma gli scienziati religiosi li sentono credenti? Cosa sono loro? Una contraddizione vivente? E poi la psicoanalisi, noi non dobbiamo dimostrare che Dio esiste, anzi possiamo chiederci come mai l'umanità in così tanti casi diversi, storici, temporali, abbia inventato sempre lo stesso metodo per rispondersi alle grandi domande della religione. Benissimo, quindi ringraziamo Michela per questo intervento. Posso rimanere concentrato su quello che faccio io? Vai. Bene, a questo punto, dopo aver sentito appunto gli strali lanciati dalla squadra pro, diamo diritto di difesa e diritto di replica alla squadra contro. Potete prendervi un minuto se volete un attimo preparare la difesa. Cronometro un minuto. Cronometro un minuto. Adesso dobbiamo essere un attimo più rigorosi perché siamo a fase avanzata del torneo, bisogna diventare cattivi. Ci siamo. Magari nel mentre arriverà anche il verdetto. Quindi...
sia che la città era quello quadrato. No, Ancora niente. Deve funzionare. aveva detto che stava per dare l'esito e poi ha detto no, però Cinzia che è dovuta andare via, diamo anche i riscontri che stava per dare lei. Insegna qua Ci tenevano a Sì, no. no? Leonardo era per Ciccio. Oratori del giorno. Oratori del giorno. Per la squadra pro Anna Maria Grazia. A Firenze immagino, perché poi c'è Leonardo Pignani. Sara. Dai, a questo punto daranno l'esito. Edoardo Antignani non oratore del giorno. Questo ci Questa è la stupisce. notizia. Sara, ragazza dell'Epilogo, come sapete parlare il nome? Va bene, dai. Grazie. Ok. Scusate squadre per il disturbo, però vi diamo un minuto in più dopo. Possiamo dire chiaro il dibattito. Allora, differenza di punti molto piccola, ma purtroppo insomma, non si può avere un pareggio in questa fase. Altro inizio tra l'altro no? Unanime, vince la squadra contro. Cioè, guarda su Disposizione. Ma non l'hanno detto che no, Ma qual era la squadra contro? devi andare a vedere la locandina. Qualcuno controlli per piacere. Qual era? ci guardiamo. La squadra contro era Firenze. No. Vince Firenze? Pazzesco, questo devo dire, contro i pronostici. Leonardo saprà che io l'ho detto ieri sera. È vero, l'aveva anticipata. Commenta Margine del torneo, ci stupisce molto perché appunto la squadra della Bocconi era la campionessa d'Italia. Quindi siamo fuori, certo, siamo alla fase eliminazione adesso. Per cui viene arrestata l'ascesa incredibile della Bocconi da Firenze, che alla fine, non so, spesso sottovalutata, però è una squadra che a volte riserva la sorpresa. L'anno scorso sorprese un po' brutte, gli studenti, cioè i ragazzi di Bologna se lo ricorderanno, però quest'anno evidentemente sorprese positive. Spiazzati. Aspettiamo la difesa della squadra Bene, adesso contro. sì. Quanto tempo è stato dato alla fine per via di questa cosa? Ho visto il cronometraggio. Vabbè, diamo 2-3 Vi daremo minuti. anche quelli su Facebook. Un'ora e mezza. Perché c'è la lauda per Ok. Prego, tanto non dovete presentarvi perché tanto intervento. Nel dire che la religione è uno strumento, dimostriamo che è necessario perché spieghiamo che il fine, la reale necessità dell'uomo è quella di rispondere a dei bisogni di autorealizzazione, ma il modo per farlo è personale e intrascendibile. L'uomo ha inventato tanti strumenti che abbiamo potuto citare come l'arte, scrittura e anche potevamo citare come arte e scrittura. Ma noi abbiamo parlato di scienza e psicologia, questa era soltanto una scelta, ma comunque questi strumenti sono simili alla religione. La scienza per noi non è contrapposta alla religione per spiegare la cosa sullo scienziato, che può essere anche religioso. Sono due lenti diverse con cui l'uomo può guardare il mondo, no? E sono interscambiabili o anche sovrapponibili. Io posso essere religioso ed essere uno scienziato, ma le due cose non si contrappongono necessariamente, sono due occhi diversi, posso scegliere di fare una cosa o entrambe le due. Riteniamo inoltre che la religione sia stata sicuramente importante per lo sviluppo umano, ma oggi, ripetiamo oggi perché il tempo verbale della mozione si è spogliato del suo carattere necessario per indossare quello accessorio e risponde quindi a domande così come risponde la psicologia piuttosto che la filosofia. Inoltre la religione non è solo dogma, ma è anche dogma e questo lo dice la Treccani nella definizione che abbiamo portato. Inoltre il giusnaturalismo che abbiamo citato si basa su valori intrinseci dell'uomo, in parte anche religiosi, ma non solamente religiosi. Grazie. Minuto e 35 secondi. Ok. Dovrebbero essere 2. 2 minuti. Sì.
Ringraziamo la squadra di Udine e aspettiamo ora la replica ancora della squadra contro. L'abbiamo tolto, però ci sei. Avete visto che era un giudice per Buffoni, uno per Firenze e uno pari. Ah, però. Nome? Aspettiamo il giudice. Nome? Angela Urban. Quando vuoi. Buongiorno a tutti, sono Angela Urban e oggi sosterrò la replica della squadra contro. Innanzitutto volevo ringraziare la squadra pro per le sue argomentazioni che abbiamo trovato illuminanti, tuttavia abbiamo dei punti che vorremmo approfondire. Innanzitutto partiamo dall'epilogo, non abbiamo ben capito quale sia la fonte della definizione di religione e come mai abbiate omesso la parola dogmi che chiediamo di approfondire. Inoltre, nella prima argomentazione siamo partiti da un esempio molto lontano, abbiamo parlato di sanità e salute all'epoca degli ebrei, esempio che troviamo un po' poco attinente con il topico di cui stiamo discutendo, che parla del tempo attuale. Inoltre non abbiamo trovato molto esaustiva la spiegazione sul meme, innanzitutto perché dimostra solamente come la religione sia stata il preludio di una serie di influenze, ma non una necessità, e soprattutto non è una necessità oggi, attualmente. Nella seconda argomentazione ancora ci siamo soffermati molto sul passato, soprattutto l'esempio che avete portato dei partigiani, dei sentimenti che hanno animato la loro attività, ma vi siete un po' dimenticati del fatto che tra i partigiani c'erano sicuramente degli atei dichiarati, tra questi Beppe Fenoglio. E poi avete sostenuto che senza religione si ricadrebbe nello stato di natura di Hobbes, ma con la sottoscrizione del contratto civile e con la sua evoluzione, non abbracciamo forse la possibilità di far convivere due ordinamenti, uno civile e uno spirituale come oggi è? Infine avete parlato di religione democratica come fondamento della nostra comunità, ma dove sta scritto questo? La nostra Repubblica democratica tutela la libertà di culto, ma non è fondata su sentimenti religiosi. Grazie. Benissimo, perfetto, ringraziamo per la replica. A questo punto ci sarà la difesa appunto della squadra di Bologna, però concediamo 2 minuti, io direi, se alla squadra va bene, per par condicio. 3 minuti, però parliamo nel mentre per disturbare come abbiamo fatto. Va bene. 3 minuti perché adesso c'è un altro vecchio dibattito. No, ma possiamo comunicare alla sala, alle squadre presenti, appunto, che l'esito... possiamo comunicare possiamo comunicare che intanto il referente della squadra della cosa presumo per ringraziare dell'esperienza Gli arriverà no, e poi potremmo comunicare appunto alla sala che intanto per quanto riguarda sempre l'altro dibattito, quindi Bocconi contro Firenze, l'esito, come è stato annunciato anche da Giovanni il giudice, era molto ravvicinato, cioè c'era un giudice a favore della Bocconi, un giudice a favore di Firenze e il terzo giudice in stato di parità sostanzialmente, per cui i giudici hanno discusso fra di loro per decidere quale squadra far vincere, appunto perché trattandosi di una fase ad eliminazione diretta non si poteva uscire con una parità, ma bisognava assegnare effettivamente intanto ora dovrebbe una vittoria. Mi tocco contro Positano. Potremmo sentire anche un'altra semifinalista. È in contemporanea con noi? Allora però non hanno il collegamento. Chiama Giovanni. Vabbè, ma sarà un attimo preso. Ci faremo dire l'esito. Se dovesse finire prima, ve lo comunicheremo. Vabbè, vince Torino in generale. Si vedrà quale Ateneo torinese. Abbiamo anche i punteggi, ma non so se siano liberabili. Intanto alla fine era più 4 per la Bocconi. Era più 4 per Firenze totale. Sarebbe stato, sarebbe stato un pareggio, però appunto essendo eliminazione diretta bisogna dare un esito.
Fare le pizze come nella shake up. Sì. Sì. Fare il giustizia. Non abbiamo il tempo perché sono solo fare le pizze, per cui va benissimo. La sera in Era scritto. Ci siamo? Cosa dite? Ma possiamo anche andare. Dai, aspettiamo la squadra di Bologna per la difesa. Suona un po' di campanelli. Ci sono. No, che un cazzo. Che tanti giudici direi che siano sulla loro battaglia. Ancora no. Ok, intanto se volete avvicinarvi che non ho visto. Ok, perfetto. Ragazzi ci sono, i giudici ci sono. Ottimo. Sono? I giudici? Ok. Ok, perfetto. Prego. Ci avete chiesto da dove fosse presa la definizione di religione, ma la definizione presa da Treccani, che è la stessa che avete preso voi. E io vorrei rispondere ai 2 punti che sono stati sollevati a proposito delle mie argomentazioni. Il primo riguarda il fatto che l'esempio che hai fatto sia lontano, ma vorrei ricordare che al di là dell'esempio che ho fatto, tutto ciò che ho argomentato invece è assolutamente attuale, prima di tutto. E secondo, l'esempio non poteva che essere antico, perché io posso parlare di quello che noi abbiamo scoperto 3000 anni dopo che ci sono stati gli ebrei. Non posso fare l'esempio di quello che noi scopriremo tra 3000 anni rispetto ad adesso. E infine vorrei dire che mi è stato detto che non ho provato come i miei messi siano effettivamente necessari. Non ho modo di ripetere tutta l'argomentazione adesso, però vorrei sottolineare che mi sembra di aver spiegato come sono stati necessari all'essere umano per come adesso e saranno necessari affinché per come l'uomo sarà nel futuro. Per quanto riguarda le critiche alla mia argomentazione, ho 3 cose da dire. La prima cosa è che mi è stato detto che l'esempio di partigiani non è un esempio lontano, ma uno, a me sembra un esempio semplicemente molto chiaro, tante che posso fare. Secondo, voi credete davvero che non ci siano più oggi persone che si battono per la democrazia e per la libertà, magari a costo della propria vita? Ancora, mi è stato detto che c'erano dei partigiani che non erano religiosi. Beh, non ho mai affermato che i partigiani erano religiosi, ho affermato però che credevano in una religione democratica. E ancora, per quanto riguarda la caratterizzazione di quest'ultima religione, posso dire che sono evidenti i loro diritti legati alla religione. Infine, per quanto riguarda il contratto sociale, un contratto sociale senza una base comune fornita dalla religione non può funzionare. Grazie. Ringraziamo ancora la Ottimo. Allora aspettiamo l'ultima fase della squadra pro, l'epilogo. 54. Grazie. Niente di il Corano. Se adesso avessi guardato il Corano sarebbe stato una bella mossa. Giudici, diteci se siete già pronti. Da Torino non arriva nulla, degli altri calma. Giudici? Ci siamo? Ottimo. Quando vuoi, Luca? Allora, il mio ruolo oggi chiuderei per quanto riguarda e vorrei farlo iniziando intanto dai prologhi per parlare di quello che è stato il dibattito in generale. E vorrei sottolineare che sono stato molto contento intanto del fatto che sulle definizioni delle 2 squadre si siano trovate, perché se le definizioni sono completamente diverse, vedere quello che è il dialogo tra soli. Invece abbiamo parlato della stessa cosa. E abbiamo avuto la stessa identica definizione di religione e anche per quanto riguarda per esempio l'uomo, che noi abbiamo definito come
non il singolo, ma l'insieme, ci risulta che, nonostante non sia stato definito dalla squadra contro, il dibattito abbia mostrato che loro avessero lo stesso tipo di concezione. Il dibattito poi ha ruotato intorno a due parole diverse, però. La squadra pro si è concentrata sulla parola religione, cercando di mostrarne le varie sfaccettature, i vari significati. Mentre invece la squadra contro ha puntato tutta la sua attenzione su quella che è la parola necessaria. Proprio dalla squadra contro, infatti, volevo iniziare, perché sicuramente ha fatto un ottimo lavoro nel difendere quelle che sono state le sue argomentazioni e nel presentare come effettivamente la religione sia uno strumento, la religione sia utilizzata dal potere come strumento di controllo, e tutta un'altra serie di altre argomentazioni sulla quale noi effettivamente ci troviamo d'accordo. Volevo invece citare come lo scopo di quelle che sono state le nostre argomentazioni fosse quello di fornire nuove conoscenze. Abbiamo cercato di mostrare come la religione in maniera sottile influenzi quella che è la sopravvivenza dell'essere umano, e ancora di più come la religione non sia solo quella, non siano solo quelle secolari, ma si trovi anche in contesti dove non la immagineremmo, come quella del calcio. Proprio a questo tipo di accezione larga di società vorrei chiudere con una citazione di Giordano Bruno, che dice: ovunque tu vada, adotta la religione del posto. Grazie mille. Perfetto, ringraziamo Luca per questo epilogo. A questo punto ci avviamo proprio all'ultimissimo intervento della giornata, quindi l'epilogo della squadra contro, che vedo esserci già ben disposta, per cui quando i giudici sono pronti. Sì, assolutamente. Torino... Ve lo diciamo magari durante la pausa. I giudici non sentiranno. Se arriva. Ok, io adesso ci sono. Ed eccoci quindi giunti alla fine di questo confronto su un tema tanto delicato quanto quello di questa mozione. Veramente grazie per il vostro apporto. Ci avete quasi convinto del fatto che la religione, trovando applicazioni nel mondo moderno, sia inevitabilmente necessaria, del fatto che la religione sia alla base dell'igiene e di valori come la cooperazione. Ci avete quasi convinto che in un freddo dualismo, anzi quasi di ghiaccio dualismo di prospettive, senza religione cadremmo nello stato opziano. Ci avete quasi convinto, ma poi mi sono ricordata di avere un gran bisogno di credere proprio qui, in mezzo al petto, ma non ho fede, e no, non ne provo dolore, come scrisse De Andrea in uno dei suoi testi. Crediamo di aver reso giustizia con le nostre argomentazioni alla complessità di questa mozione, innanzitutto ricordando quello che è il vero significato di necessità e quali sono i bisogni veramente necessari. Vi abbiamo dimostrato che tra quei bisogni di quella piramide la religione non appare di per sé. Vi abbiamo mostrato come nel decorso storico la rilevanza della religione sia sostanzialmente scemata. Abbiamo provato infine che le necessità dell'uomo sono soddisfabili anche dalla religione, sì, anche quelle più interiori, anche quelle più intime, ma non è l'unico modo e non è l'unica via per arrivare al gradino più alto, quello dell'autorealizzazione. Perché vedete, tra dogma e spiegazione, tra l'accontentarsi del mistero e quella ricerca, quella fame insaziabile, instancabile di capire e di capirsi, tra il vedere il mondo in bianco e nero e quello di vederlo a colori, vincerà sempre, e dico sempre la seconda. E appare chiaro alla fine di questo dibattito che questa è la vera essenza dell'essere umano. Mi hanno detto che in questa mia generazione ormai non crede in quel che spesso hanno mascherato con la fede, perché è arrivato il momento ormai di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e il torto. Sì, è proprio un Dio che è morto. Da un testo di Francesco Guccini, inciso dai Nomadi. Grazie. È terminato questo dibattito, almeno le fasi valutate di questo dibattito. Io ringrazio entrambe le squadre e devo dire che abbiamo visto un dibattito, per quanto mi riguarda, davvero di altissimo livello.
direi il migliore che abbia visto nell'ultimo anno, compresa la finale dell'ultimo torneo interuniversitario. Spero che non ci siano bocconiani. I bocconiani. Ora, anche per il pubblico che magari non è avvezzo a vedere i dibattiti, cosa succede? I giudici si ritireranno per deliberare, confrontarsi per dare sia un riscontro alle squadre su cosa migliorare per i prossimi dibattiti, sia per decidere gli oratori del giorno, quindi un disputante per ogni squadra che sia distinto particolarmente, e per decidere ovviamente quale squadra accederà alle semifinali. A differenza di quello che succede in gironi e finali in cui possono capitare dei pareggi, come abbiamo visto anche nel caso di Bocconi e Firenze, che altrimenti sarebbe stato un pareggio, anche se lo scarto di punti fosse minimo, si dovrà decretare quale squadra doveva passare il turno. Giudici, potete andare. Nel frattempo, qui cosa succede? Si fa un riconoscimento reciproco tra le due squadre, cioè l'unica fase non valutata di questo dibattito, in cui davvero le squadre possono dire cosa i loro avversari hanno fatto Per sottolineare il riconoscimento. giusto. Cosa l'altra squadra ha fatto di davvero buono, dove ha scalfito le proprie argomentazioni e qual era il filo conduttore della loro linea argomentativa, i due ideali che hanno diviso le due squadre. Per me possiamo anche cominciare subito con il riconoscimento. In maniera molto libera, quindi se volete venire qui magari per farvi vedere dal pubblico, anche se alla fine potete anche, cioè, siete vicini, quindi potete anche girarvi semplicemente. E poi al termine del riconoscimento io farei venire qui Jacopo e il professor Cattani per un commento finale, se voglio, visto che hanno molta esperienza nel campo. Intanto però sentiamo cosa hanno da dirsi. Sono curiosi di sentire che cosa hanno da dirsi. Insomma, ci vediamo molto. Allora, io almeno ero partita totalmente senza speranze dalla nostra parte, e poi mano a mano che e poi ho iniziato a parlare con i miei amici, con la mia famiglia, con ovviamente i membri della mia squadra, e ho trovato delle perle in cui non pensavo di non credere, però in effetti penso che alla fine ero veramente convinta di quello che mi dicevano. 2 giorni fa abbiamo fatto una riunione per andare a fare, ma onestamente la mia posizione non mi dice per me, non penso proprio che le religioni sia una necessità, quindi non so cosa sta dicendo. Adesso forse sono di nuovo convinto, però non era sicuramente partito. Io ho convinto voi. No, voi a credere che la religione è una necessità, magari. No, questo è veramente bravissimo. Cioè. Io avevo già dei dubbi se non era così. Però studiando e cercando ma voi le avete costruite. Sì, io mi sento di dire che forse questo è stato il tema più Va bene, dai. personalmente, però è stato anche importante perché scambiate, verificate, informazione, però c'è poi fatto a avere anche studiato Sì, ma poi ci rimane. Chiediamo. Erano abbastanza. Io me la portavo. Quando abbiamo provato ad immaginare quella che poteva essere la giustiza della squadra, magari era una violenza principale, quando io sono credente.
No. Per esempio, le cose buone, che oppure ci aspettavamo, io almeno noi avevamo paura di questa cosa che ci facessero appunto le parole su dei cristiani, invece voi avete fatto no, cioè ho paura che ci dite, ma la religione in generale, allora linguismo, questa cosa e della cristianità. Comunque la questione del calcio è stata, diciamo, abbastanza... La mia commentazione in generale... Perché io spiego, devono di fare le gare, lui si fa il segno davvero? quindi io anche lei. Però poi eravamo proprio arrivati al punto che una forte presenza, anzi, ma è proprio il fatto che secondo me al gruppo è quasi essere scaramantici, no? Lo fai una volta, vinci, allora lo fai tutte le volte, nel senso... Cosa fate per scaramantiare? Per esempio io con le mie gare, per partire quando stavano uscendo tutti quanti, faccio il segno della croce o un'altra cosa. Anche per i dibattiti oppure No, No, per i dibattiti ci dobbiamo indurare. a proposito di scaramanzia, riveliamo i progressi di prima. No, perché? Cosa succede? Non è solo Eravamo in tram. Questa cosa. Quindi ragazzi, cioè abbiamo perso. No, io non avrei tutto prima in bocca, se avessi preso molto sul campo. No, Faccio vedere come non prendere la razza per fare il mi sembra tipo fuori non mi risultava che avevo che cosa non mi ecco, in ogni caso, loro comunque mi hanno detto a una persona non va la carta, così io gli ho detto comunque ragazzi, in 6 anni di tram che ho preso, mai è entrato il controllore, mai, entra il controllore. L'ha ribadito ben 2 volte, ragazzi, in 6 anni, 2 multe, usciamo dal tram, veniamo qua a piedi, tra l'altro, non so se a quel punto l'avremmo incrociato lo stesso, anche uscendo alla fermata giusta oppure no, e incrociamo il corteo cinese. che mattina cioè, se tu che peso morale siamo arrivati qua a discutere, però voi essendo laici certo, non è arrivato il ranzo venosa alla fine. ma neanche il fulmine che succede. Avete trovato anche con i risultati delle squadre le due linee conduttrici che hanno diviso un po' le posizioni. Sì, ma come quello che si dice nel riconoscimento. Allora, secondo me un po' la Cioè, come il professore di solito fa l'esempio, quando se una persona dice che preferisco il cane, uno dice che preferisco il gatto, si fa un dibattito, alla fine si scopre che in realtà chi preferisce il cane è perché dà più valore a valori come la fedeltà, la vicinanza, l'affetto. Chi preferisce il gatto dà più valore alla libertà, all'indipendenza. Il gatto è secondo. No, grazie. Cos'è che ha diviso voi da questo punto di vista? Secondo me, ancora di più rispetto alle altre volte, quello che fatto oggi è un dibattito che si gioca su delle sfumature di concetti. Cioè, nel senso, né la squadra pro né quella contro confermano in maniera estrema, correggetemi se sbaglio, o rinnegano in maniera estrema la religione o meno. C'è quello che secondo me è venuto fuori oggi è che c'è una linea di pensiero che pensa che questa modalità di organizzazione, che è la religione, sia ancora, diciamo, influenzi e debba giustamente influenzare molto ciò che è il nostro essere. C'è l'altra prospettiva che spero di avervi convinto nell'essere stati noi, che ritiene che oggi l'uomo debba avere un distacco da questa cosa, in quanto uomo di concretezza, ma anche laddove ci sia una spiritualità, esiste una pluralità di mezzi che si possono usare. Mi volevo allacciarmi su questo perché in realtà per rispondere alla domanda prima, cioè cosa pensi tu personalmente che si sarà fatto? Perché io credo fortemente nell'argomentazione che ho portato, ma non nella emozione che sentiamo.
Quindi secondo me, infatti, un modo magari più, secondo me, ci porta ai dibattiti più interessanti, quelli dove si prende la nozione e la si sfrutta come magari si sfrutta comunque per portare un ragionamento o un fatto che si ritiene interessante. Io la cosa che ho raccontato quando l'ho scoperta ho detto interessantissimo e quindi l'ho voluta portare. Dimostra la nozione? Vuoi o non vuoi? Cioè, secondo me Prova. è necessario qualcosa di concreto. Anche se se uno non crede nella mozione, parla in maniera di portare un messaggio di Secondo me le raccomandazioni che ho portato non sono il progetto, nel senso che prende la distinzione del concetto di religione. Dal vostro punto di vista, che era magari limitato soltanto dalla religione, secondo me ha perfettamente senso, se ci sono necessarie, ci sono molteplici esempi di questo, però religione forse diventa anche difficile il contrario, la religione passata, il strumento stampa, diciamo, delle sfumature come dici tu. Sì, però una cosa che noi abbiamo sottolineato, per noi il fatto del marco, del libro, è cioè non avere quella particolarità. E poi anche per discutere. Prima non so perché non sono esistito prima, non si cioè togliere una ruota dalla mattina delle religioni, quasi, no? Perché alla fine si chiama Sì, certo, certo. Noi però ho capito quello che voleva dire anche Nicolas, o comunque nel dire che comunque al di là del mito, al di là della storia, del racconto, del mito per qualcuno, rimangono i valori, rimangono le abitudini, rimangono gli ascolti, e ascolti sono per me può essere Ormai sarà siete fondatori, padri costituenti. Finalmente sono vestiti di questo del 59. Gli ha scritto anche gli ha scritto. No, gli ha scritto però gli ho detto che sono non è un audio forse non è un audio di citore regolamentato una speranza un audio di citore però senza abbiamo ricevuto mai del giorno ci aspettavamo l'oratore del giorno ma era tranquillo come? No, si fa la partita, si fa la ola, diciamo che non sono per le loro sportività sentire le cose, però non lo che fare lo sport tecnico. Sappiamo c'era una sì assolutamente si sa che è stata una figura di Maradona che è letteralmente entrata e quindi ci siamo accorti che secondo me per 3 anni che avevo dato è quella necessità di chiedere per curiosità quando so. Cosa scegliere di cosa scegliere di fare la Juve piuttosto che l'Inter piuttosto che comunque però è merito di vedere il suo portato il suo conquistato abbiamo di mano poi lì sono attaccata e tra l'altro appunto adesso è iniziato adesso il dottorato quindi ancora non un modo di ambientare però volevo provare a vedere se riusciva a proporre il progetto
Io in disciplinare del lavoro, c'è un progetto un po' cavallo per le il terzo credito è per due crediti per la formazione. Come nelle scuole superiori, si del TCP, no? Esatto, così come dire un benefito motivazionale forte. Anche all'università secondi, qualcuno lo trovi nell'altro che sono vicini. Ma capita spesso, si dica anche la prima e l'ultima parola. C'erano due squadre diverse, la prima e l'ultima parola si fa. Una squadra. No, stabilisce adesso per l'altro È tutto il resto che ho giocato, vabbè, rispetto al tono. Ah, sì. Avevo un po' in mano per... Anche le coperture. Ma sì, però sì, l'idea era proprio quella di... Invece sempre 30 secondi prima non sappiamo chi lo legge e noi diciamo che non so il treno. Ma sono diverso da un no, sai perché non funziona in realtà dal fatto che le argometrici che scrivono molta più espressione del solito mi fa imparare a memoria la cosa, no? E quindi non volevo di cambio di vittoria dicessero il commento nostro aspettare mi pare anch'io una partita Una cosa molto interessante, quindi complimenti a entrambe le squadre, ma voglio sentire l'esito anch'io, quindi lascio la parola ai giudici. Credo anch'io sia un dibattito utile anche ai fini didattici e di descatto. Potremmo ricavarne dei buoni esempi. Abbiamo una proposta di cui abbiamo discusso anche con i giudici, di sconfiggere la nuova religione, l'algoritmo, e cioè di postare un reel che adesso ricondivido con tutti, commentarlo tutti, salvarlo tutti e vedere quante persone arrivano in oggi. Questo è dibattito. Molto bene, avete voglia. Va bene. Bene. Vediamo a quante persone arriva. Io vi proporrei tra quelli che abbiamo Voglio sul profilo di no, io lo riconsiglio. Immagina tutti un bonifico. Tra i reel pronti nella pagina di Dico da mandare, io proporrei uno di Eugenio Radin dell'ultima finale che parla di come le parole possono scatenare il male, che secondo me è interessante. No, un balletto lo escluderei. Però se volete, quello di questo qua di Radin. Gianluca, sicuro che non devi usare il Sanremo, che adesso... Sicuro che non volevo usare il Sanremo. Ah, dici quello? Poi se volete condividere, ma ormai quello ha esaurito il suo potenziale, perché quando hanno stato i primi 3 giorni sono quelli buoni. Ero bellissimo libro. Grazie. Vado. No, sto mandando adesso. Pubblicato
Allora, lo aprite, istruzioni per l'uso, lo guardate tutto, perché deve esserci 100% di screen time. Però dopo magari No, prima, se no poi chi perde. Dura un minuto. L'ha già messo? Sì. Vediamo un po'. Consigli acquisti. Comunque uno dei prossimi link che dovevo mandare era Edoardo Antignani e Luca Solanna che avevano la provincia. No, ma Edoardo... magari era... Esatto, è fuori. Guardate tutto, mettete like, mettete un commento, se il commento nomina le parole tipo dibattito, argomentazione, e ricondividete. Cosa scrive? Facciamo dibattito interessantissimo. Molto... Vediamo. Ingegneria genetica. Vediamo quando vai, discorso avanti. Ma adesso ricordo. La pagina, per chi non sa, è dico per la prima volta presentazione. Anzi, che io non sono esperto su Io ho fatto a casa a lui. Abbiamo pensato una volta di dare la... Vabbè, direi che potevo anche sapere sentiamo Dove sta Harry Potter e la camera di Domani abbiamo fatto io, no, ma no, non so se tu anche chi ti sta ascoltando da casa, se vuole partecipare a questo esperimento, può farlo. Abbiamo 20 minuti, ragazzi, quindi sapete bene che... Sì, abbiamo 20 minuti. No, ma io non lo da segnalare. No, certo. Prego. Allora, Ci siamo anche con l'esito intanto. allora, Sì, prima dell'esito Diamo facciamo un dei commento. generali. Allora, un secondo. Chiederei di alzare la mano a Nicolas e Luca. Ok, perfetto. Io voglio fare dei commenti riguardanti i dialoghi socratici perché, diciamo, è la fase di cui mi occupo io. Partiamo da Nicolas, che ne hai fatti 2. Nel primo, io ho segnato, da farti notare, la capacità di ascolto e la postura. Perché nel momento in cui tu stai attaccando, perché il dialogo è domandare per demolire l'argomentazione, non puoi stare all'indietro. Non puoi stare, ma sì, vediamo cosa succede. Vediamo, ti faccio qualche domandina. No, dritto, composto, sguardo fisso e fai le tue domande. Ok? Ci sta. E poi però c'è anche la fase di ascolto. Quindi, quando tu fai una domanda, ascolta quello che ti viene detto e rispondi di conseguenza con un'altra domanda che sia quantomeno pertinente o fai notare che stai dando importanza a quello che dice l'altra persona, perché sennò sembra quasi che tu voglia scappare da quello che ti hanno detto. Ma nel secondo dialogo ti sei migliorato molto e sei stato molto bravo, ma invece il secondo dialogo che hai fatto è stato Giancarlo, che è stato molto bravo invece a rispondere, quindi sei stato svantaggiato da quello, ma ti sei migliorato molto bravo. Luca, invece, se ti sei fatto un po' sovrastare da lui e le tue risposte sono state poco puntuali. Cioè, si vedeva che cercavi di allungare il brodo per togliere potere alle sue domande, ma tu dovevi prendere di più. Hai sfruttato poco le opportunità che ti eri creato, quindi, insomma, cerca di essere un pochino più aggressivo senza invadere. Dopo ho segnalato che Arianna e Giulia... Chiara. No, Chiara ti dico dopo. Arrivo anche Arianna e Giulia. Arianna era la dialogante, giusto? Sei stata brava, ma il problema è... Cioè, io lo so.
Sì, dialogo suppletivo, certo. E è stato che le tue domande erano scritte, ma non gli hai dato un senso. Cioè, quindi tu facevi una domanda e passavi a quella successiva. Sempre lo stesso problema. L'ascolto. Non farti sovrastare, ovviamente, ma dai una motivazione, cerca di essere un pochino più incisiva, di far vedere che ti interessa distruggere l'argomentazione. Visto che ti sei proposta, avevo da invece farti il commento opposto, nel senso, l'aggressività va bene, sei stata un po' troppo aggressiva all'inizio e hai perso verso la fine. Perché come anche la tempistica, sei andata molto lunga perché cercavi sempre di martellare sulla stessa domanda. Non farlo, perché hai dato l'opportunità invece a, oddio il nome non mi ricordo, Sama, bravissima, ti ricordi il nome? Hai dato l'opportunità a Sama di argomentare, cioè non deve essere un momento in cui l'avversario deve argomentare, devi semplicemente attaccare, però non troppo, quindi farla finire di rispondere e poi passa alla domanda successiva. Poi? Sì, basta, mi sa che i dialoghi sono finiti, giusto? Sì, quindi complimenti entrambi, tutti quanti quelli che hanno fatto i dialoghi molto bene perché è stato di ottimo valore, ma attenti a questi piccoli dettagli. Grazie mille. Allora, io faccio una precisazione sulla comunicazione non verbale. Uno dei criteri che è più ricorrenti all'interno delle fasi del dibattito, uno dei criteri di valutazione che ricorre praticamente sempre è quello della comunicazione non verbale. In questo momento, se io parlassi in questo modo, non sarebbe una comunicazione non verbale efficace. C'è la comunicazione verbale, che è quello che io dico, quello che io comunico. Quello che io comunico deve essere modulato con il tono della mia voce, quindi se è qualcosa di più importante vado a dire le parole in maniera più incisiva, a tagliare l'ultima lettera, se proprio vogliamo andare a fare una conclusione castica. E questo deve essere accompagnato da una comunicazione non verbale. Se io faccio un elenco, posso andare a marcare i concetti andando a spingere la mano verso il basso. Io non posso durante un discorso parlare in questo modo, agitando le mani sempre nello stesso modo, come se io stessi nuotando, perché sennò la comunicazione non verbale è piatta, raggiunge l'1, raggiunge lo 0 come punteggio, non è assolutamente efficace. Una comunicazione non verbale efficace si articola ad esempio in questo: se io mi alzo in piedi e mi pongo in maniera così chiusa, ascoltando le domande dell'altro, io trasmetto il messaggio che le tue domande non mi scalfiscono, non mi pongono, non mi mettono in dubbio la mia posizione. Io in questo momento, per dire me stesso, sto spingendo verso me, sto calcando il fatto che io sia il soggetto. Se il soggetto fosse il professor Catani, farei lui. Se fosse un'immagine, andrei a spiegarlo. In sostanza la comunicazione non verbale è un aspetto fondamentale della comunicazione umana perché trasmette un messaggio sottinteso, un messaggio subliminale. Ed è molto importante, vi invito a curarla e a prestare attenzione. Viene a mancare, può essere ripetitiva nei momenti di stress, però è fondamentale, ecco. Soprattutto si vede negli oratori della nostra quotidianità in Italia, è molto carente. A parte il messaggio, però anche la comunicazione non verbale, se non è giustamente accompagnata, potrebbe andare anche a sfalsare, perché se io sto dicendo un concetto e vado a marcare con le mani, la persona che mi guarda vede che io sto marcando qualcosa e pensa che sto dicendo qualcosa di importante, ma in realtà non sto dicendo niente. È una supercazzola, come si suol dire. All'università. Cioè, anche ad alcuni professori bisognerebbe fare questo discorso. Va bene. Io sarò brevissimo perché abbiamo già approfondito bene. Volevo solo indicare una cosa che ha creato un po' di discussione tra noi giudici, che è sulla natura ambigua della mozione. Cioè, se la mozione è la religione è una necessità per l'uomo, si può intendere in due modi, cioè si può fare riferimento al verbo essere, che è nel presente indicativo, e quindi come ha fatto, come ha rimarcato più volte la squadra di Udine, si riferisce al tempo presente, e questa è un'interpretazione del topico, però non è l'unica, cioè il topico, la mozione, non è la religione oggi è una necessità per l'uomo, questo è ridurre il topico ad una propria interpretazione. Si può intendere lo stesso enunciato anche come la religione
è una necessità per l'uomo in quanto elemento costitutivo della sua esperienza, soprattutto se per uomo, come entrambe le squadre hanno fatto, si intende l'umanità, e quindi non l'umanità del presente, ma anche l'umanità del passato e del futuro. Quindi volevo solo segnalare questo aspetto, questa ambivalenza, questa ambiguità del topico, che può rischiare di creare problemi, però può essere anche un elemento arricchente per entrambe le posizioni. Mi sono venute in mente altre due cose, scusate, sono pignolo, ma le mani in tasca. Un secondo, mani in tasca, soprattutto tu? Non diciamo. No, non si fa. Sbagliato, cattivo. No, in generale le mani in tasca, cercate di non nascondervi, si sta l'ansia, però non si dovrebbe fare. E poi invece a Sama, sei stata molto brava, ma il tono della voce, lo so che può essere difficile perché dipende da ovviamente tanti fattori, ma cerca di alzare leggermente il tono, soprattutto nei momenti importanti. Va modulato. Esatto, va modulato. Basta. Se il tuo tono non è alto di natura, modularlo, cioè quando devi marcare, alzare 1, 2, ecco, sì. In generale siete stati molto bravi, è stato di altissimo livello come dibattito. Sì, nel senso, cioè, come hanno detto i presentatori, cioè il dibattito era di altissimo No, livello. bello, mi è piaciuto molto. Abbiamo discusso molto, ecco, su varie sulla natura del Ora vogliamo dire verdetto. la ciccia, sì, di questo. Abbiamo delle borse di tela per i migliori disputanti. Allora, sì, Bene, adesso annunceremo gli oratori del giorno. L'oratore del giorno per la squadra pro, Bologna, è Sofia Zazzo. Mentre l'oratore del giorno per la squadra contro di Udine è Aliceo in conferenza. Aiuto, tua sorella. Stai guardando? Adesso Lei come persona, non come squadra, come persona. Sì. Cazzo. Ma dobbiamo mutarla. Sì, mutare. La necessità della religione. Dopo su un intervento. No, scusate, non volevo. Muta. Va bene. Ho sentito la voce. Ok, allora siamo al momento blu. Andiamo a iniziare. Momento sorelle. come nelle sentenze di corte d'assise, Mamma mia. vince la disputa odierna con come tema la religione è una necessità per l'uomo, la squadra contro di Udine.